La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Sportivi siciliani, sportivi di TVM Palermo, ma anche di 7 Gold, ben trovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Nella puntata del mercoledì, riflettori che chiaramente parlano soprattutto di Serie D, ma anche di eccellenza. Presentiamo subito il nostro ospite di questa puntata, il direttore sportivo di una interessante realtà del campionato di eccellenza, la 90011 Bagheria. Con noi il suo direttore sportivo, Salvo Orifici. Ciao Salvo, ben trovato. Ciao Ettore e ben trovati a tutti. Allora, sono contento di ritrovarti oggi sulla poltrona di Penalty, perché con te veramente possiamo spaziare a 360 gradi sia nel campionato di eccellenza ma anche nel campionato di Serie D. Dobbiamo parlare però subito di questo bel momento del 90011 Bagheria, che addirittura batte un Città di San Vito Lo Capo che la scorsa settimana aveva sbancato a Sciacca. Che realtà siete? Parlacene un po' nel dettaglio. Siamo una realtà nuova, Ettore, che diciamo, nasce da una fusione di due realtà, una è il 90011 Bagheria e uno la SD Casteldaccia. Infatti il titolo è appunto quello del Casteldaccia, il titolo di eccellenza che lo scorso anno il Casteldaccia ha mantenuto, e quindi è una cosa nuova, una realtà nuova da un punto di vista sia societario che tecnico, che anche di progetto, perché è una società che non punta solo sulla prima squadra come E questo è importante. sì, settore giovanile, calcio femminile, calcio a 5, insomma è una cosa molto grande in un paese grande come quello di Bagheria. In un paese dove c'è un'altra, tra Esatto. l'altro come Bagheria Calcio, Sì. Convivete in una pacifica relazione? Sì, c'è Credo armonia, di sì, no? C'è armonia. È chiaro che ci dobbiamo dividere quelli che sono gli spazi del campo. Beh, perché intanto vi state dividendo un bel campo, Sì. mentre prima magari forse qualcuno poteva pensare il campo è in uno stato di totale abbandono, adesso tutto questo non è così. No, non è così, anche se ancora è chiuso al pubblico. Sì, è vero. Però se tutto va bene entro l'anno lo dovrebbero aprire, e quindi è come si può dire, la ciliegina sulla torta di una stagione importante. Stiamo guardando le immagini di questa bella vittoria contro il Città di San Vito Lo Capo. Questa vittoria dove vi ha proiettato, intanto come mentalità e poi come percorso nel girone A del campionato di eccellenza? Ettore, ci dà consapevolezza di essere una squadra importante, di avere voglia di raggiungere il risultato anche nelle difficoltà. Noi abbiamo fatto gol al 94esimo. È vero, quindi non mollate mai. Non molliamo mai, bravo, sta bene la squadra fisicamente, poi tra l'altro era del nuovo allenatore perché venivamo da un cambio in panchina, e quindi questo è una dimostrazione del fatto che i giocatori hanno subito reagito allo scossone, certo. e adesso giochiamo contro il Marsala e lì sarà un'altra battaglia. Sì. Beh, d'altra parte credo che comunque il vostro percorso sia principalmente quello intanto di una salvezza tranquilla e rilassante, soprattutto nella parte finale della stagione, poi magari l'appetito viene mangiando, il classico detto che viene appunto raccontato da molti che vivono il calcio. Sì, la squadra diciamo è forte ed è costruita per fare bene, possibilmente anche i playoff, però insomma abbiamo cominciato male, proviamo a rimetterci in sesto con le giornate. Benissimo, allora apriamo ufficialmente la nostra trasmissione e lo facciamo a questo punto con il campionato di Serie D.
Campionato di Serie D, passiamo subito alle schermate con i risultati delle partite che si sono svolte domenica. Athletic Club Palermo che vince in casa 3-0 contro la Gelbison, Città di Aciriale che invece perde in casa contro la Castrum Favara 2-1, vince fuori casa anche la Regina 1914 1-0 contro l'Enna, vince anche fuori casa il Sambiase 1-0 contro il Paternò, la San Cataldese che pareggia contro la Vibonese Calcio, vince fuori casa il Savoia contro il Messina 1-0, mentre finisce in parità una partita importante soprattutto per la classifica di entrambe le squadre, Nuovi Gea Virtus e Ragusa Calcio che si dividono la posta, vince invece fuori casa il Milazzo e vince soprattutto il Città di Gela contro la Nissa FC. La classifica di questa 13ª giornata, Savoia in testa con 25 punti, con 24 Nuovi Gea Virtus, con 23 Sambiase, con 22 Athletic Club Palermo, 21 Nissa FC e Milazzo, con 20 Vibonese Calcio, con 19 Città di Gela, con 16 Castrum Favara, 15 punti per il gruppo di Alfio Torisi, la Regina 1914, con 14 Vigor Lamezia ed Enna Calcio con la Gelbison, con 13 il Città di Aciriale, con 12 la San Cataldese, 11 punti Ragusa Calcio, con 9 il Paternò, ultima in classifica il Messina con 6 punti ma con ben 14 punti di penalizzazione che, come abbiamo tutti già detto, sono stati ampiamente recuperati. Guardiamo anche la schermata del prossimo turno, si giocherà chiaramente domenica prossima, domenica 30 novembre, Castrum Favara Athletic Club Palermo, Gelbison San Cataldese, Milazzo Paternò, Nis FC Città di Aciriale, Ragusa Calcio Messina, Regina 1914 Città di Gela, Sambiase Enna Calcio, Savoia 1908 Vigor Lamezia ed infine Vibonese Calcio che giocherà in casa contro la Nuova Igea. Allora, partiamo proprio da questo Athletic Club Palermo, diciamolo pure Salvo, credo che sia veramente a questo punto la squadra rivelazione di questo girone I, si sono organizzati benissimo, si sono calati anche nella mentalità di questa Serie D, certamente hanno una rosa con giocatori di grande esperienza, ma la società per la prima volta gioca il campionato di Serie D, quindi sotto questo punto di vista non è mai facile, oppure no, mi sto sbagliando? Io penso che la forza di questo inizio, di questa squadra sia appunto la società, come sottolineato tu poc'anzi. È una società forte di gente che ha fatto calcio come Perinetti, di gente che punta a farlo a grandi livelli come appunto lo è Giampiero Clemente e tutti quelli che sono i dirigenti che hanno portato questa squadra dall'eccellenza alla Serie D, quindi un organigramma di spessore importante, solido, che poi ha saputo mettere su una squadra con un allenatore molto bravo, preparato, che già l'anno scorso a Sant'Agata secondo me aveva fatto bene, sì. Sì. E poi con giovani importanti, cioè non ha magari nomi altisonanti come quelli che ha la Nissa, come quelli che hanno alle squadre, però sono giocatori che hanno saputo anche portarsi dall'anno scorso, sì, mantenere una sorta di zoccolo duro, come Mazzotta, come Crivello, come lo stesso Micoli. Sono contento, i risultati non sono, diciamo, figli di improvvisazione. E tra l'altro, insomma, sappiamo benissimo che il velodromo attualmente non è agibile al pubblico. Quando sarà agibile al pubblico, non è escluso che questa squadra possa avere veramente anche un'ulteriore spinta con il 12° uomo che è il pubblico. Secondo me sì, anche perché la gente forse sta cominciando a capire che non sono realtà, diciamo, contrapposte quella dell'Atletic con il Palermo Calcio, quindi si possono seguire entrambe. Cosa che invece non era successa a suo tempo con il Catania e l'Atletico Catania. Esatto. Qui c'è una convivenza. C'è una convivenza, sono due squadre che stanno vivere e devono vivere insieme, possono essere tifate entrambe, quindi nel bene comune, perché sono imprenditori, quelli dell'Atletic, tutti palermitani, e quindi è anche bello. E la cosa bella, tra l'altro, di questa società, credo che anche tu me ne possa dare conferma, è questo trend di crescita senza fretta, nessuno sta spingendo, ogni anno hanno costruito un tassello alla volta, portando questa realtà giustamente a un passo dai professionisti. Questo dimostra che non bisogna mai fare le cose in maniera veloce, perché sennò poi dopo si rischia veramente di essere fallimentari. Può andare bene il primo anno, però poi dopo, se non si ragiona bene sugli obiettivi e sui percorsi, si rischia di bruciarsi. D'accordo, hanno mantenuto un profilo basso nonostante appunto l'inserimento in organigramma di un uomo come Perinetti, hanno saputo lavorare sotto traccia,
ma facendo le cose fatte per bene, senza inseguire nomi altisonanti, ma garantendo appunto il gruppo, l'unione, Certo. un'organizzazione che sta dando i suoi frutti. Un 3-0 contro la Gelbison che a sua volta comunque è una realtà in questo campionato di Serie D importante. La liquidi con un 3-0, ti rendi conto che hai veramente una forza considerevole per questo girone. Sì, è una squadra che è in salute, sa quello che deve fare, lo fa con entusiasmo, si vede che diciamo, sono molto compatti tra di loro, poi soffrono perché non vincono le partite, cioè le vincono sapendo diciamo, abbinare qualità, quantità e sofferenza, quindi è una squadra che poi riesce anche a trovare il guizzo per andare in rete e soprattutto mantenere quello che è il vantaggio. Mi piace quello che hai detto, quantità, qualità e sofferenza, che poi effettivamente sono tre credenziali fondamentali per un campionato difficile e lunghissimo come quello di Serie D. Voltiamo pagina perché adesso parliamo invece del Città di Aciriale. È stata una sconfitta molto dolorosa, intanto perché perdi in casa 2-1 contro una potenziale diretta concorrente per la salvezza, ma soprattutto perché poi ci sono stati degli episodi contro il figlio del presidente appena entrato in campo che hanno creato ancora di più tensione tra il gruppo dirigenziale e chiaramente i tifosi. Sentiamoci le voci dei protagonisti e poi magari chiacchiereremo anche su questa cosa. Sei d'accordo che spesso e volentieri qualche giocatore possa essere figlio del presidente o di qualche dirigente e che debba giocare? Che debba giocare, non sono No, d'accordo. No, però io non credo che Pagana lo abbia fatto giocare per forza. Io non credo che Pagana possa scendere a questi compromessi, non è il tipo assolutamente. Se ha giocato è perché lo meritava. Assolutamente. Guardiamoci il servizio. Secondo me è un altro ragazzo che è entrato bene e non è piaceria, non è demagogia, è Carol Di Mauro. Però non si può vedere un ragazzo che esce dalla panchina per fare il riscaldamento e le 100 persone che vengono a vedere la Cireale lo iniziano a fischiare. Lo fischiano appena mette il piede in campo. Stiamo parlando di un 2005 che ha dimostrato grande personalità, perché anche l'impatto di Carol è stato un impatto positivo. Non per niente abbiamo giocato per 50 minuti nella metà campo del Favara. Questo non va bene, è triste vedere una piazza come Cireale che le poche persone che vengano solamente per fischiare, al di là di Carol, che è stato penso di mira, ripeto, un ragazzino del 2005, ma anche altri calciatori che sbagliano uno stop o che sbagliano un passaggio e vengono fischiati. Non venite allo stadio per aiutare questi ragazzi. Va bene tutto, va bene con tutto il rispetto del mio presidente, va bene la contestazione del presidente, va bene non entrare, va bene tutto, abbiamo le spalle larghe. Ma toccare un ragazzino, perché è un ragazzino, del 2005, un padre, perché noi siamo, in questo momento siamo i padri di tutti i nostri calciatori, che abbiano 20 anni o ne abbiano 35, non funziona così. Il ragazzo è entrato fra ululati, pascolanti, fischi, prima di entrare, una cosa allucinante, e stava entrando ed è entrato, hanno cambiato la partita perché lo dico, perché se il ragazzo non cambiasse, cioè hanno cambiato la partita lui e lo Faso, siamo riusciti ad andare a spostare ancora più avanti, anche se loro erano barricati dietro, siamo riusciti a spostare e a conquistare palla su palla. Io l'unica cosa, ripeto, ho le spalle larghe, ho fatto calcio, Alessandro pure, accettiamo tutto, accettiamo la contestazione a noi in prima persona, al presidente, perché il presidente credo che abbia le spalle più larghe di noi, ne ha subite di cotte e di crude. Oggi noi qua però diciamo una cosa, basta. È una sconfitta che fa male perché abbiamo fatto 3 passi indietro sotto tutti i punti di vista. Non c'era, diciamo, il monito di pensare a una cosa del genere perché fino a ieri i ragazzi sono allenati alla grande. Però purtroppo nel calcio succede, una partita storta, nata storta e finita male, ma dobbiamo guardare subito avanti perché il campionato è lungo e perché non può essere una partita ad interrompere un percorso che fino ad oggi era stato un percorso secondo me dignitoso, perché avevamo avuto non solo una continuità di risultati ma anche una continuità di prestazioni
che non facevano presagire alla brutta prima parte della gara di oggi. Dobbiamo anche dedicare almeno 30-45 secondi a Nicola Terranova, perché si è veramente adeguato a quella che è la realtà, portando questa squadra avanti ancora in Coppa, ma soprattutto perché ogni domenica vende cara la pelle, addirittura vai a vincere anche ad Aciriale. Il mister è forte, l'ha dimostrato negli ultimi anni, soprattutto in eccellenza, vincendo tantissimi campionati. Assolutamente sì. Però se uno è forte anche in Serie D, chiaramente anche in altre categorie, ed è entrato in un modo, come parlavamo a microfoni spenti, in un modo particolare, succedendo a un allenatore anche lui bravissimo, certo, Infantino, ma è riuscendo a mantenere, è entrato in punta di piedi, esatto. È riuscito veramente ad adeguarsi, a capire bene l'ambiente, sì, avere una squadra che lo segue, quindi questa è già sicuramente, sì, una cosa molto importante. Sta andando, diciamo, bene e certe volte anche un po' male la Regina di Torrisi, però adesso domenica sbanca Enna, a dimostrazione che insomma la determinazione di Alfio Torrisi la conosciamo, e credo anche da parte della società la voglia di ritornare veramente ad essere protagonista in questo girone di Serie D. Sei d'accordo, sì, Salvo? Ci sono sempre delle sorprese in questo campionato, in questo girone, o negative o positive. Sì. Quindi questa ad oggi è chiaramente una sorpresa negativa, perché la Regina tutti ce l'aspettavamo dalla parte sinistra. Il problema è che adesso recuperare tutti questi punti non è mai facile. Non è facile, però sono convinto che non molleranno e che termineranno il campionato da quest'altra parte della classifica nelle primissime posizioni. Però ormai penso che sia difficile andare a vincere il campionato. Condivido. Guardiamoci gli highlights insieme anche alle interviste ai protagonisti di questa partita. Enna che perde in casa contro la Regina 1-0. La partita che ci aspettavamo e che si era preparata in settimana. Una partita dove dovevamo avere un atteggiamento feroce, dovevamo essere presenti nelle seconde palle, dovevamo fare una fase di non possesso, una pressione importante, di regressione importante. La squadra ha fatto quello che doveva fare, consapevoli che per scelta oggi era, secondo me, era azzardato pensare di poter giocare a calcio, perché è un terreno molle, un terreno che fino a ieri sera, quando siamo arrivati qua, pioveva. Abbiamo studiato l'Enna e abbiamo visto che sistematicamente le partite affrontate qui in casa erano delle partite dove il fattore campo era un fattore determinante, soprattutto sullo sviluppo. Quindi sono contento di quello che è la risposta dei ragazzi, l'abbiamo vinta secondo me per come l'avevamo preparata e portiamo a casa un risultato anche con un pizzico di fortuna, però ogni tanto non guasta. C'è tantissima amarezza, abbiamo disputato una grande partita oggi contro una squadra che ha un blasone importante, che ha una squadra di livello, è stata costruita per vincere il campionato. Devo dire che il primo tempo è stato un primo tempo così, diciamo, di studio, ma il secondo tempo abbiamo praticamente dominato. Posso dire che l'Enna oggi ha preso a pallonate la Regina, solo che poi il calcio, come sappiamo bene, basta un episodio, nell'unico episodio che hanno avuto durante tutta la gara hanno fatto gol e quindi c'è grandissimo rammarico, ma noi dal canto nostro dobbiamo vedere il nostro percorso. Chiaramente il rammarico rimane tantissimo, perché ripeto è una gara dove meritavamo assolutamente di vincere, invece raccogliamo nulla. Però se noi facciamo queste prestazioni così determinate contro squadre di questo livello, sono convinto che faremo tanto bene. Noi siamo la squadra, ricordo, la più giovane del campionato, abbiamo due ragazzi che sono venuti questa settimana dalla nazionale, abbiamo un ragazzo distratto che è stato convocato nella rappresentativa nazionale, quindi il nostro percorso è di assoluto valore. Oggi in campo sembravamo noi la Regina e diciamo la Regina non ha rispettato, diciamo, quello che era il blasone, per cui c'è da essere orgogliosi di questa squadra e di questi ragazzi che stiamo facendo veramente bene. Devo dire che l'arbitro oggi in realtà è stato totalmente inadeguato dal primo all'ultimo minuto. Il nostro attaccante Ciauna ha subito almeno un'ottantina di falli, cioè ogni palla era un fallo, non ha il suo marcatore, che ne ha fatto una quarantina più o meno, non ha nemmeno ricevuto il cartellino giallo, quindi questo la dice tutta sulla condotta arbitrale e su come noi non riuscivamo a giocare a calcio. Ho sentito dire da qualche addetto ai lavori
che non si poteva giocare su questo campo, che il fondo non era com'è. La nostra squadra ha giocato a calcio e l'ha presa a pallonate. Quindi in realtà bisogna avere l'onestà intellettuale di dire quando una squadra è stata superiore, e noi oggi siamo stati superiori alla Regina. E questo per noi è motivo di grande orgoglio, perché noi siamo Enna, ci stiamo strutturando adesso in questo campionato e abbiamo fatto delle scelte forti, e a oggi devo dire che queste scelte ci danno ragione, perché i ragazzi hanno disputato una partita straordinaria. Che dichiarazioni forti da parte del presidente dell'Enna Stompo, hanno fatto una partita importante, ma io credo che anche dall'altra parte comunque la Regina abbia fatto il suo, no? Sì. No, sì, diciamo ci sarà rimasto male, anche perché il gol è arrivato all'87esimo. Questo, quando arriva all'ultimo istante, però diciamo spezza le gambe. Diciamo, presa a pallonate è sembrata una cosa un po' esagerata, sì. È vero. Dobbiamo voltare pagina perché dobbiamo parlare invece del Paternò. Mascara è rimasta al suo posto, però è anche vero che questo Paternò scende in campo dall'anima, perde sì, ma perde a testa alta. Guardiamoci gli highlights, perché la partita contro il Sambiase non è stata poi così disastrosa da parte dei paternesi. Nell'ultima domenica del mese di novembre allo stadio Falcone Borsellino va in scena Paternò Sambiase. Via al racconto della sfida con gli ospiti pericolosi al 9° minuto, con Francisco che mette a terra da lancio lungo, conclude in porta incrociando, ma trova la prima risposta di Branduani, sarà protagonista del match. Al 26esimo ancora Sambiase con Abercon che salta Fernandez e trova un buon suggerimento per Neves che tenta il gol con una grande giocata. Branduani prova a fare ripartire i suoi, ma Francisco lo ostacola così. Solo rimprovero verbale per l'11 del Sambiase, che al 34esimo crea un'altra occasione per i suoi. Serve Neves, scambio con Cosmano che prova di prima, intenzione facile per Branduani. Nel finale di primo tempo il Paternò da calcio d'angolo prova un primo tentativo offensivo con Camarà che va lontano dagli effetti sperati, e la seconda frazione si apre con i rossazzurri con un ritmo apparentemente diverso. Al quinto sui piedi di Kouassi, ecco la chance più importante della gara, servito da Camarà, la cestina calciando debolmente. Altro tentativo intorno alla mezz'ora con Luca che prova la botta dalla distanza, di facile presa per Giuliani. 2 minuti più tardi si torna dalle parti di Branduani, bravo a respingere la conclusione angolata di Abercon. Il Sambiase inizia a spingere e un'altra occasione con Palermo che trova Costanzo e poi servito dallo stesso angola, trovando ancora Branduani. A 5 dai 45 regolamentari è pericolosissimo il Paternò. Ambrogio fa sportellate e tiene palla, combina con Younglin che illumina verso Ferrandino. Il neoacquisto si presenta confezionando quest'assist per Golfo che sfiora il vantaggio e si dispera per quello che poteva essere un gol pesantissimo. Nei 5 minuti di recupero segnalati, ecco la beffa per i rossazzurri. Proprio dai piedi di Golfo, che probabilmente avrebbe dovuto allontanare quel pallone, nasce un calcio di punizione confezionato alla perfezione da Costanzo, che piega la mano di Branduani che c'era arrivato, ma non basta per evitare l'1-0, ed è proprio alcuni secondi dopo che arriva il triplice fischio del direttore di gara che condanna i rossazzurri ad un'altra sconfitta. Sambiase dunque che vince in casa del Paternò e si mantiene altissimo in classifica, così come bene o male si mantiene su una linea di tranquillità la San Casaldese, che a sua volta pareggia una partita contro questa Vibonese Calcio che è ancora un po' indecifrabile in questo girone I, perché abbina momenti importanti con vittorie importanti, però è anche vero che poi purtroppo certe volte perde dei punti che sembrerebbero facili sulla carta, ma invece poi sul campo risultano difficili. Come vedi il campionato di questa San Casaldese e di questa Vibonese Calcio? Ma sono sempre delle società che diciamo sono esperte della categoria, del girone, e che alla fine tra mille difficoltà riescono
a terminare appunto la loro stagione con gli obiettivi che si sono prefissati, che sono o quelli della salvezza. Cioè della serie non fanno mai un passo al di sopra di quelle che sono le volontà forse anche dei tifosi, sì, no? Che poi tra l'altro sono sempre delle società che nelle annate hanno delle difficoltà societarie, io vedo. Sì. Avvicendamenti societari, avvicendamenti di allenatori e di giocatori, c'è sempre qualche piccolo problemino, È che questo vero. non fa altro che mettere un po' di instabilità anche interna ai giocatori, alla società, e quindi questo non ti permette di avere un filotto. Giusto, Salvo, non per niente, per esempio a San Cataldo è arrivato il nuovo allenatore Vanzetto al posto di Pidatella, e da quando è arrivato, forse animato da tanto entusiasmo, ha portato via anche dei punti che a questo punto sono anche importanti per la sua classifica, che è quella di una salvezza. Assolutamente. E non credo che voglia pensare di fare qualcosa in più. Ma anche a Paternò stesso, che poc'anzi si è preparato a Cireale, sono squadre che se hanno difficoltà è perché c'è qualcosa che non va in società. Bravo, bravo. Questa è la differenza. Guardiamoci gli highlights. Il pareggio tra San Cataldese e Vibonese Calcio, il risultato finale è di 1-1. Fischia d'inizio, comincia San Cataldese Vibonese. Da loro che cerca Castro in area, lo stop col petto, prova la conclusione, il pallone arriva tra le braccia di Ferilli, ancora palla, affrontato da Di Rienzo che riesce a interrompere l'azione, poi Di Mino che può fare partire Rozzi, è buona la posizione del numero 17, ma arriva poi la segnalazione dell'assistente dell'arbitro. Lancio in verticale per Di Giglio. Duello con Sandonà, pallone all'indietro per Dick che prova la conclusione e trova gol. Arriva il fischio dell'arbitro. Ballo Iacono sul secondo palo, da loro il colpo di testa e la palla che si alza sopra la traversa, occasione gigantesca. Morleo lo rimette subito Romano, poi la palla che è ancora lì, non c'è fallo secondo il direttore di gara. All'interno dell'area colpo di testa, poi colpo di testa di il calcio di rigore per la San Cataldese. Calcio di rigore per la San Cataldese. Castro contro Marano, arriva il fischio del direttore di gara, parte la rincorsa di Castro, la conclusione e trasforma e trova il pareggio la San Cataldese con Mattias Castro, glaciale dagli 11 metri, fa 1-1. Romano, controllo non facilissimo, pallone che arriva da Morleo, fa correre Pisciotta in area, Pisciotta mette il pallone in mezzo per la deviazione decisiva all'ultimo istante di Marafini che salva un gol già fatto, e arriva poi il triplice fischio del direttore di gara. San Cataldese che tra l'altro stava rischiando di vincere, credo anche forse meritatamente, questa vittoria vibonese proprio all'ultimo istante. Dobbiamo parlare invece del Messina, meno 14 inizio stagione. La squadra ha giocato un gran calcio, Romano ha fatto un lavoro pazzesco insieme a Martello, adesso giustamente i punti in classifica sono molto di più, sono 6 addirittura. Sarebbero 20. Sarebbero 20, perdi la partita contro il Savoia, facciamo però nessun dramma, credo, no? Assolutamente no. Dico, ok che il Messina è una piazza importante, esigente, ambiziosa, però bisogna sempre ricordare da dove si è partiti. Ecco, quindi, ricordiamolo. Lo ricordiamo, io mi ricordo la prima partita, hanno perso tanto a poco, con giocatori testati il giorno prima, sì. ragazzi che non sapevano neanche se la partita l'avrebbero fatto meno. È vero. Quindi poi dopo fai 20 punti, te ne tolgono 14 perché diciamo partita meno 14. Sì. Non c'è altro che fare un applauso a questi ragazzi. Ce la può fare a salvarsi, Salvo, secondo te? Sì. C'ha buone possibilità, Ha un vero? ottimo allenatore, un ottimo staff tecnico, una grande tifoseria e dei giocatori buoni che poi magari
ora a dicembre puntelleranno qualche cosa. Ecco, su questa cosa per esempio c'è stata anche un po' una forma di polemica, no? Il fatto che Romano effettivamente ha detto delle cose in conferenza stampa dove si faceva capire il bisogno di avere qualche giocatore in più. È una richiesta, credo, lecita da parte di un allenatore che deve assolutamente salvare la realtà, però io credo che già con questa rosa ha dimostrato che i punti li ha fatti, quindi... Sì, siccome lui, essendo un allenatore esperto, magari sa che andando avanti ci possono essere, soprattutto il genere ritorno in un altro campionato, ci possono essere tante vicissitudini che sono, diciamo, non pronosticabili, e quindi lui vorrebbe magari numeri, magari non giocatori al posto di quelli che ha, ma diciamo una rosa più ampia. Una rosa più ampia. Sì. Abbiamo visto il gol di questo Savoia che con questa vittoria ritorna in vetta da sola, e lì ci fa capire che comunque la struttura c'è. Non possiamo negare che questo Savoia ha tutte le carte in regola per vincere questo girone X. Savoia, Reggina e Nissa erano quelle che, diciamo, dovevano essere le protagoniste. Reggina ne abbiamo parlato poco fa. La Nissa, tra alti e bassi più o meno, riesce a mantenere quella che è le primissime posizioni. Il Savoia con questa vittoria conferma. Diciamo, le aspettative. Bene, voltiamo pagina perché dobbiamo parlare invece a questo punto di un'altra grandissima bella realtà che è la nuova Igea Virtus. Che dire di questa nuova Igea Virtus? Struttura solida perché ha giocatori di categoria, direttore sportivo interessante, parliamo di Agatino Chiavaro, ma soprattutto credo la consapevolezza di essere lì e di giocarsela con una spensieratezza che probabilmente manca a qualche altra squadra. Sì, quando cominci bene, Ettore, poi si dice l'appetito viene mangiando, comunque sia non hai più quella pressione di dover fare punti per forza. Una cosa è giocare contro, che ne so, la Nissa avendo 15 punti in classifica, una cosa è giocare contro Nissa avendone 6-7, quindi fa tutta la differenza del mondo, e loro in questo momento sono in una fase mentale molto positiva, e affrontano qualsiasi avversario con la spensieratezza e sanno di poter fare punti con chiunque. È vero. Attenzione, facciamo un plauso anche a questo Ragusa, perché vai a giocare in casa di una squadra che è stata leader in questo girone e porti via un punto, quindi complimenti al gruppo di Lucenti. Guardiamoci gli highlights. Il violento nubifragio abbattutosi sul Dalcontres Barone di Barcellona aveva fatto temere il peggio, persino un rinvio. La gara, intensa, combattuta, ma avara di grandi occasioni nel primo tempo, si accende al 35esimo quando l'Igea reclama un rigore. Conclusione di Cardinale, braccio largo di Accetta e proteste immediate. Il direttore di gara però lascia correre. Dall'altra parte il Ragusa risponde con Carone che sfodera un sinistro destinato in fondo al sacco e serve un super intervento di De Falco per tenere il risultato sullo 0-0. Nella ripresa il ritmo cresce, mister Mara si affida al giovane Simone Torre, classe 2009, che illumina subito la scena, semina il panico in aria e calcia a colpo sicuro, ma Esposito si oppone con una scivolata provvidenziale. L'Igea insiste e crea una vera sequenza di occasioni, sinistro dalla di Cicirello bloccato da Esposito, conclusione di Maltese neutralizzata ancora dall'estremo azzurro, poi Longo manda sull'esterno della rete da posizione defilata e Mirasci ci da fuori con la palla che termina di poco a lato. Il forcing però non basta, dopo 95 minuti ad alta intensità il tabellone resta inchiodato sullo 0-0, un punto che vale oro per il Ragusa, più deciso nella lotta a salvezza, molto più amaro invece per l'Igea Virtus che sale a 24 punti ma vede sfumare il primato. Al vertice ora c'è il Savoia avanti di una sola lunghezza. Savoia dunque al secondo posto con 24 punti, un plauso comunque, vi ripeto, va anche a questo Ragusa che ha certamente portato via un punto pesantissimo per la sua classifica. Possono già partire invece le immagini di Vigor Lamezia contro il Milazzo, che sbanca Vigor Lamezia Terme per intenderci, e porta a casa 3 punti che l'hanno proiettata a questo punto altissima in classifica, e ci fanno capire che alcune domande ce le dobbiamo porre. Dove vuole arrivare a questo punto secondo te questo Milazzo? Ma sai, sono quelle società come anche l'Athletic Palermo che vengono dalle eccellenze, magari sono trascinate anche da un'euforia, entusiasmo. Sì, è vero. Anche come il Bagheria, Città delle Ville, parlavamo anzi di quelle società che
riescono a tenere vivo il fuoco che si sono portati dall'anno precedente. E quindi anche in sordina, senza fare hanno fatto anche una bella campagna acquisti come Milazzo, sì, assolutamente sì. Anche l'arrivo del nuovo allenatore, del nuovo direttore sportivo. Anche qui all'inizio c'era un po' di indecisione se mantenere Bognani, se cambiare Sì, l'allenatore. è vero. Sono stati bravi e i risultati lo stanno facendo. In questo momento dobbiamo dire sono stati bravi. Sì. È impensabile come un allenatore come Bognani non alleni dopo aver stravinto un girone impossibile di eccellenza lo scorso anno, però questo è il mondo del calcio e ci dobbiamo porre anche delle domande e darci forse chissà delle risposte. Esatto. Voglio parlare adesso anche del Città di Gela che invece, ragazzi, batte la Nissa. Il calcio è molto strano. Però a questo punto le domande ce le dobbiamo porre e dire: ma dove vuole arrivare questa Nissa? Perché se tu mi continui a importanti, caro presidente nisseno Luca Giovanone, che tanto ha investito, devi farti delle domande e forse qualcuno ti potrebbe dare delle risposte. Non saremo certamente noi di penalty, però è anche vero che quando si va a giocare una partita importante come quella di Gela devi fare assolutamente 3 punti che ti servono per la classifica, perché il Savoia non si ferma. E poi Ettore, io ho visto gli highlights forse o ieri o l'altro ieri, la cosa strana, partita bloccata sullo 0-0 con un ottimo Gela, entra Sarawi ed è lui che la prende con le mani per il rigore, che poi batte Maltese, che era un altro di quelli che doveva andare cioè poi diciamo le coincidenze, la storia, la bellezza del calcio, sì. Ma il calcio è anche questo, però Salvo, ci piace, questa cosa così ci piace. Teatrale, quasi fatta apposta, ma chiaramente non è fatta apposta. E poi come dicevi tu, una squadra come la Nissa, con quello che ha investito e con i giocatori che ha, lo stesso Sarao, certo, chiaro, logico. Non può andare a fare una partita del genere lì a Gela, lascia stare, magari puoi anche pareggiarla, ma perderla addirittura non anche perché perdi contro una squadra che indubbiamente era decisamente alla tua portata, con grande merito chiaramente alla squadra gelese, però è anche vero che sappiamo benissimo le differenze tecniche che esistono tra le due realtà. Allora abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato di Serie D. In 30 secondi, forse anche un po' meno perché siamo leggermente in ritardo, mi devi dare a questo punto un tuo pensiero e un tuo pronostico su quella che effettivamente sarà la squadra che vince questo girone I. Non mi dire ancora troppo presto, perché non ci crederò mai. Tu da intenditore di calcio invece secondo me ti sei fatto un quadro ben preciso. Io ti dico che nonostante tutto alla fine lo vincerà la Nissa. Lo vincerà la Nissa. Bene, almeno sei stato onesto e hai dato un tuo parere, altri invece si mantengono ancora sul chi va là. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Rimanete con noi. Tra mari e giuri nascisti tu, terra d'amori, non mori più. Adesso parliamo di eccellenza e partiamo con il girone A.
Domenica si è giocata la giornata numero 11 del campionato, abbiamo già la schermata dei risultati: Parmonval Unitas Sciacca 0-0, Partinica Audace batte Castellammare 3-2, Licata Calcio batte Cus Palermo 3-0, Accademia Trapani batte Montelepre 2-0, vince fuori casa il Bagheria 90-0-11 contro il Città di San Vito Lo Capo, vince anche il Marsala 2-1 contro il San Giorgio Piana, vince anche il Bagheria Calcio contro la Folgore Castelvetrano, mentre pareggiano Don Carlo Misilmeri e Camarat 1972. Guardiamo anche la classifica di questa 11ª giornata, dove troviamo al primo posto attualmente il Licata con 26 punti, 22 per il Marsala, con 20 Don Carlo Misilmeri, 19 Partinica Audace, Castellammare, Bagheria Calcio, mentre con 18 abbiamo l'Unitas, con 17 il Città di San Vito Lo Capo, 16 punti Camarat 72, con 15 90-011 Bagheria, 14 San Giorgio Piana, 9 punti per Parmonval ed Accademia Trapani, 8 punti per Montelepre, 7 per il Cus Palermo, ultimo in classifica Folgore Castelvetrano con 1 punto. Allora Salvo, conosci molto bene questo girone, sei uno dei protagonisti con questo 90-011 Bagheria, questo Licata ha tutte le carte in regola effettivamente per essere la squadra da battere, anche se le altre non mollano, Marsala, Unitas Sciacca, c'è anche il Partinica Audace, voglio dire, ci sono almeno un 4-5 squadre che non lasciano scappare via in questo momento la squadra di Bonfatto. Sì, Ettore, però ti posso dire che la squadra del Licata è troppo più forte rispetto alle altre, sia per giocatori sia per struttura organizzativa. Il Licata scende dalla Serie D, dalla Serie D, sì. E quindi diciamo mantiene un assetto societario più o meno identico, e poi quando ti metti in squadra gente come Pettinata e Privitera che hanno vinto 7 campionati di eccellenza di seguito, tra l'altro. Poi giocatori importanti come La Piana, Manfred, Palmisano, insomma, Porcaro, Calaiò, Valenti, non puoi non pensare di vincere questo campionato. E poi c'è anche Lillo Bonfatto, allenatore che comunque è un po' vincente, perché i campionati lui li ha vinti. Sì, poi ha fatto anche la categoria, quindi la Serie D, quindi nonostante tantissime altre avversarie agguerrite, non penso che alla fine ci sia qualcuno che possa impensierire. È vero. Guardiamoci gli highlights, questa vittoria importantissima 3-0 contro il Cus Palermo per la squadra licatese. Undicesima giornata del campionato di eccellenza Girone A, ed è anticipo al sabato sera per il Licata capolista che ospita il Cus Palermo di mister Zappa Vigna in una partita anticipata di qualche ora per consentire di disputare nel migliore dei modi il recupero di mercoledì tra la formazione di Bonfatto, prima in classifica, e il Partinica Audace, partita in programma allo stadio di Terrasini. Ma andiamo col film della partita, perché attacca subito a testa bassa proprio il Licata con la palla messa in mezzo da Esposito, prova ad arrivare ma non riesce nel migliore dei modi Greco, poi direttamente dal rinvio di Valenti c'è una grande opportunità con Manfred che si lancia, calcia al volo, la palla lambisce il palo, poi calcio di punizione di Privitera, la palla controllata da Esposito che mette in mezzo e c'è Merola che bissa la rete segnata contro il Marsala, porta in vantaggio il Licata e poi vede risultare davanti ai propri sostenitori per l'1-0 della capolista, ancora una volta in maglia blu e gialla ai danni del Cus Palermo che torna a farsi vedere per la prima volta dalle parti di Valenti. C'è la conclusione che il portiere non riesce a bloccare, per sua fortuna arriva un compagno a spazzarla via, poi su questa sponda tentata e riuscita da parte di Vitale c'è la conclusione di Gabriele Morana che si perde fuori, torna a farsi vedere il Licata in attacco con questa conclusione di La Piana, palla che esce di poco, la lascia sfilare Mortillaro, ancora la squadra di Bonfatto che attacca sulla sinistra con questa palla messa in mezzo, colpo di testa e miracolo di Mortillaro sulla zuccata da parte ancora di Merola, poi calcio di punizione di Privitera e uno schema che prova ad armare il destro al volo di Esposito, ma l'ex Vittoria arriva poco convinto e la palla sfila a fondo campo. Ancora un'opportunità per il Licata con Manfred che si presenta davanti a Mortillaro, bravo il portiere a respingere ma era in fuorigioco il centravanti del Licata. Con le immagini passiamo alla ripresa, a questo calcio di punizione per il Cus Palermo tentato da Bonanno, entrato nel corso del primo tempo, la palla sorvola la traversa, dall'altra parte calcio d'angolo di Privitera, lo stacco imperioso e di Pettinato, la parata miracolosa e ancora di Mortillaro, ancora Pettinato e questa volta si esibisce in questo rinvio, la palla arriva a Manfred che controlla sul filo ancora del fuorigioco, calcia fuori, si dispera
l'attaccante palermitano, ma occhio a questa azione sulla sinistra del Licata, il cross di Lapiana è perfetto per Esposito che solo soletto sul secondo palo colpisce di testa, batte Mortillaro e allora arriva il gol del raddoppio liberatorio per il Licata che si scioglie definitivamente, consapevole del fatto che la vittoria è ormai in cassaforte. E allora ancora azione sulla sinistra, la palla che arriva al limite dell'area di rigore dove c'è Lapiana che stavolta prova a mettersi in proprio, rimane fermo Mortillaro ma la palla non entra, poi altro servizio in avanti di Tedesco per Manfrè che si defila, va a calciare, c'è la respinta di Mortillaro ma sul tapin arriva ancora una volta El Pocio Esposito, doppietta per il numero 7 del Licata che di fatto chiude la pratica con l'1-2 del suo numero 7 promosso titolare al posto di Arario. E questa è l'ultima giocata della partita. Il Licata batte senza troppe difficoltà il Cus Palermo, mantiene la vetta della classifica di eccellenza Girone A. Licata che dunque vince facile 3-0 contro il Cus Palermo, mentre invece il Marsala, e nel frattempo possono già partire l'immagine, soffre un po' contro il San Giorgio Piana. Questa squadra secondo me soffre il peso di un nome che porta e il bisogno assoluto di dover vincere qualsiasi cosa succeda negli altri campi. La squadra non gioca secondo me serena, come dovrebbe invece giocare. Può essere, io sono d'accordo con la tua analisi, per questo ti dico che il Licata alla fine avrà diciamo, quel gap in più per poter vincere il campionato, perché ha all'interno di una società importante, ambiziosa e affamata, gente che è abituata a queste cose, giocatori che sanno come si gestisce una pressione del genere. A Marsala, che è allenata secondo me benissimo da Chinnici, c'è gente che magari non ci sono i Privitera, i Pettinato e i Lapiana di turno. È vero. Sono giocatori bravi, forti, giovani, ma che non hanno un pedigree come quelli. Ma soffre secondo me questo Marsala anche il fatto che il tifo, la società si è prefissa un obiettivo che a parole lo si può dire, però poi dopo bisogna pure vincere le partite e giocarsele. Io penso che da un punto di vista organizzativo, logistico, societario sia anche meglio del Licata. Sì, il Marsala. è vero. Secondo me è da Serie D come tipologia di organizzazione. Però è chiaro che poi c'è sempre il campo e da quell'altra parte c'è una squadra che ha puntato più sull'organizzazione e una squadra più sull'aspetto tecnico. Sì. E le differenze poi alla fine si vedono, è vero. Bene, allora adesso come già annunciato parliamo del girone B del campionato di eccellenza. Giornata di andata, abbiamo già subito la schermata. Messana 1966 batte Gioiosa 3-2, vince anche la Leonfortese 3-1 contro il San Fratello Acquedolcese, vittoria del Modica contro la Leonzio 1909, 2-0 il risultato finale, 3-0 del Vittoria contro il Palazzolo, 0-0 tra Melilli e Giarre Calcio. Batte l'Athletic Catania 94 Via Grande invece la Nebros in casa 2-0, pareggio tra Niscemi e Mazzarone ed infine vittoria fuori casa fondamentale per il Calcio Avola 42 contro il Rosmarino 3-2 il risultato finale. In base a questi risultati abbiamo anche una classifica dove troviamo in questo momento l'accoppiata Avola-Modica al primo posto con 28 punti, con 23 Atletico Catania 94 Via Grande insieme al Messana 66, con 19 Vittoria e Leonzio 1909, con 18 il Mazzarone, con 16 il Niscemi insieme al Gioiosa, 12 punti per il Rosmarino, con 10 la Nebros, 9 punti il Giarre, 7 punti per San Fratello Acquedolcese e Leonfortese, 6 punti per il Melilli, ultimo in classifica il Palazzolo con 5 punti. Salvo, che differenze trovi tra Girone A e Girone B? Tra queste squadre che si battagliano sia nel Girone A e quelle che si battagliano nel Girone B, che forse mi sa che sono un po' di più rispetto a quelle del Girone A. Sì, di sicuro c'è, almeno fino a questo punto, c'è un dualismo in testa alla classifica che è tra Avola e Modica. Però c'è pronto il Messana e l'Atletico Catania. Sì, vedo magari un po' più di pluralità sotto questo punto di vista. Anche se io vedo un Modica che alla lunga, a medio-lungo termine, potrebbe
diciamo, essere favorita per una mini fuga. Sì. L'Avola, che è una bellissima sorpresa, una bellissima realtà, penso che, ripeto, andando avanti il campionato possa lasciare qualche cosa rispetto a un Modica che è costruito. E magari puntare poi a quel punto solo sui playoff. Esattamente. Che però sono sempre un terno lotta. Io tifo, tra virgolette, anche se non tifo. Mi fa simpatia il Messana. Il Messana, sì, una una squadra bellissima che realtà che si piace. sta costruendo un percorso di continuità che non è mai facile. Ci guardiamo adesso invece gli highlights, la vittoria proprio del Modica, fondamentale, una vittoria contro la Leonzio, bene o male una diretta anche inseguitrice della Testa. Ha fatto una grande partita la squadra lentinese, però davanti c'era questo Modica che proprio domenica ha fatto una grandissima partita. Il Modica trova l'ottava meraviglia vincendo oggi la partita non facile contro la Leonzio. 3 punti che valgono la prima vera fuga di stagione a braccetto con l'Avola, complice anche gli altri risultati di giornata. Ora le prime inseguitrici delle 2 fuggitive sono Atletico e Messana, distanti 5 punti. È ancora presto per fare calcoli, ma di certo c'è che questo Modica ha quella cosa che serve a vincere i campionati, lo spirito di gruppo. Tutti a servizio della squadra, nessuno a caccia del personalismo. È la strada giusta tracciata dal condottiero Raciti che sta plasmando una squadra a sua immagine e somiglianza. Per la partita odierna il tecnico catanese ha dovuto rinunciare allo squalificato Valenza, sostituito da un ottimo Misseri, e agli infortunati Mallia e Maimone. Il suo collega bianconero sopperisce alle assenze di San Giorgio e Leonardi, inserendo Sequenza e Stefano. E all'alba del match che abbiamo la prima emozione di giornata, angolo di Bonanno, inzuccata di Mollica che Caruso è bravissimo a togliere dall'angolino basso. Molto reattivo il numero 1 lentinese, come possiamo apprezzare da questo replay curato dal nostro Gianni Lucifora. Risponde la Leonzio al quarto d'ora con un tiro di Stefano che finisce di poco fuori. Al 17esimo Savasta va via al diretto marcatore e serve Sessa sulla destra, che anziché calciare recapita il pallone allo smarcato Bonanno. Per l'attaccante palermitano però solo l'illusione del gol, la palla finisce sull'esterno della rete. È però il preludio al vantaggio che arriva al minuto 20. Fa tutto Alessio Asero, tiro a giro sul secondo palo, imparabile. È il quarto gol in campionato per il Frecciarossa di Raciti e standing ovation del Pietroscollo. Gli ospiti reagiscono subito, ma l'occasione arriva solo al 37esimo, sempre con Stefano che trova sulla sua strada il solito ottimo Romano. 2 minuti più tardi Sequenza lancia picchi nello spazio, la conclusione del numero 10 è però imprecisa. Nel secondo tempo Sessa prova a guadagnarsi il gol dell'anno con una splendida rovesciata che si stampa però sulla traversa. È il 12esimo minuto e solo la sfortuna rimanda il raddoppio. Al 16esimo gli ospiti colpiscono su punizione con picchi, ma ci sono i pugni di Romano a dire di no. Al 20esimo Bonanno calcia la punizione per Mollica che tira addosso a Caruso, quasi sorpreso il difensore del Modica che vede spuntare il pallone nel traffico. È sempre Bonanno che su punizione al 33esimo impegna il portiere bianconero. Il numero 92 cerca il gol disperatamente e ci prova anche al 38esimo con un elegante stop e tiro al volo che finisce però non lontana dalla porta della Leonzio. I bianconeri rimangono in 10 al 41esimo a causa di un intervento scomposto di Parisi su Belluso, secondo giallo per il giovane difensore che era entrato da poco in campo. Al 45esimo altra traversa per il Modica, la colpisce Bonanno che si dispera per il gol che non arriva nonostante le tante occasioni. In pieno recupero Belluso si guadagna un calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un'entrata in scivolata di Tornatore. Dal dischetto Bonanno spezza l'incantesimo e trova il gol numero 4 in campionato. Il Pietroscollo si conferma così fortino e inespugnabile, quarta partita e quarta vittoria da quando è stato riaperto lo stadio dedicato ad un mito del calcio rossoblù che probabilmente da lassù guarda soddisfatto i suoi giocatori.
Complimenti dunque alla Modica. Possono già partire anche le immagini delle altre partite di questo interessantissimo girone B su questa Messana che, come hai detto bene tu, comunque è una squadra che sa il fatto suo. Poi insomma Cannavò continua a fare gol, a dimostrazione che insomma si è un po' anzianotti, anche se si è ancora giovani per la categoria, e continua a fare gol che aiutano il percorso di crescita di questa bella realtà che è il Messana. È un trascinatore, uno di quei giocatori che se ti chiamano anche da collega, dice io sono qui, che mi viene a dare una mano, ti dicono subito di sì, perché è una persona affidabile. Alicata ha fatto la differenza, ha fatto i numeri, è un giocatore importantissimo per la storia proprio del Licata Calcio. C'è anche un'altra bella realtà che è l'Atletico Catania 94 che purtroppo cade in casa della Nebros, a dimostrazione che forse si è parlato troppo di questa realtà catanese e si è un po' disciolta anche nei confronti di una squadra che era abbastanza ridimensionabile nei confronti proprio della squadra di Galfano. Sì, io ti dico, alla vigilia mettevo l'Atletico Catania tra le favorite per la vittoria finale, perché appunto con Galfano si sapeva, comunque si immaginava che Proto potesse fare una squadra importante, poi così non è stato, però insomma è un girone difficile, quindi ci può stare. È vero. Però io sono convinto che se non è questa nel prossimo anno l'Atletico Catania potrà dire la sua. Queste sono le immagini invece di due realtà, Niscemi e Mazzarrone, che sono certamente delle mine vaganti in questo girone, perché non sai se effettivamente incontri una squadra abbordabile o una squadra che effettivamente ti mette in difficoltà. In questo momento entrambe mettono in difficoltà chiunque. Tra l'altro sono quasi due neopromosse, perché il Mazzarone l'anno scorso si è salvata, diciamo, per il rotto della cuffia, il Niscemi invece viene alla promozione, e quindi sono due squadre che, sempre facendo lo stesso discorso che abbiamo fatto poc'anzi, si portano dietro l'entusiasmo di un qualcosa che hanno lasciato la scorsa stagione. Certo, una promozione aiuta tantissimo. Aiuta nella mente. Bene, siamo ai saluti. Salvo Orifici, direttore sportivo della bella realtà di Bagheria 90011. Cosa vuoi chiedere a questo 2026, Salvo, per la tua bella realtà bagherinese? Ma niente, serenità nel mantenere quelli che sono i programmi, e poi con questo sono convinto che arriveremo agli obiettivi che ci siamo previsti. Tra l'altro il tuo passato ti porta al Casteldaccia, quindi anche per te è stato un percorso di crescita, a parte una vecchia Serie D con il vecchio Baceco, che fu una bellissima realtà trapanese, che poi si frantumò, perché poi insomma è facile fare una vittoria di campionato, poi ci sono le cose fondamentali che sono le basi di una società. Se non ci sono quelle, le difficoltà comunque alla fine poi arrivano. Assolutamente sì. A Casaccia, dopo la parentesi di Paceco, sono andato a Casaccia in promozione. Con il presidente D'Antoni, che adesso è anche presidente del Bagheria 90011, ha fatto un percorso promozione, eccellenza, eccellenza, eccellenza. E adesso ci siamo spostati a Bagheria, dove si può fare anche qualcosa di più di una semplice salvezza. E io ne sono pienamente convinto, perché dalla vostra c'è comunque questo entusiasmo che diventa sempre fondamentale. Ti auguro chiaramente un buon proseguo di stagione, speriamo di rivederci qui a Penalty, perché con te insomma mi trovo a mio agio, perché veramente sei informatissimo su tutte le categorie. Buon lavoro per il proseguo della stagione e a presto. Grazie, è stato un piacere. Grazie dunque a Salvo Orefici, il nostro ospite di questa puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che questa puntata la potete rivedere in versione remix anche sul canale 15 del Digitale Terrestre questa sera a partire dalle ore 19:20, mentre con Penalty, con lo spazio dedicato al campionato di promozione e al campionato di prima categoria, l'appuntamento è per domani a partire dalle ore 21 sul canale 19. A tutti la buona serata.